Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che è in cabina di regia. Dunque iniziamo la settimana. Di cosa parleremo stamattina? Innanzitutto dei Giochi del Mediterraneo. Sabato sera c'è stata la prova di accensione dell'impianto di illuminazione e dell'impianto audio, tutto alla presenza del presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Boussaïen. Parleremo, poi sentiremo anche il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese e ne parleremo, commenteremo insomma questa tappa di avvicinamento ai giochi con il collega di Quotidiano Domenico Palmiotti. Ma parleremo poi dell'altro evento che c'è stato sabato sera, il Human Pride, un festoso corteo per le vie della città, ma non sono mancate le riflessioni. Ne parleremo con il consigliere comunale Luca Contrario che ha partecipato alla manifestazione. Ma avremo anche la nostra rubrica del lunedì con Giovanni Guarino, Gocce di Memoria. Quindi puntata piuttosto articolata e poi concluderemo con le vicende del comune. Come sappiamo da qualche giorno aleggiano le dimissioni dell'assessora Federica Stamerra e questo comporterebbe, o meglio potrebbe comportare, una serie di movimenti all'interno della giunta, forse anche all'interno della stessa maggioranza. Tra pochissimo con la rassegna stampa, adesso la linea a Gisberto Nicoletti e poi appunto la rassegna stampa, leggeremo i titoli dei quotidiani della nostra regione. A tra poco. L'oroscopo di Maya. Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung.
L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutti e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E abbiamo ascoltato cosa ci raccontano le stelle, cosa prevedono per la nostra giornata, ma intanto apriamo i nostri quotidiani. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, titolo di apertura dedicato a Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Da Bari, benzina per sorpassare la Lega, e con Vannacci va anche Terremoto. La Raspata, ex berlusconiano vicino a Olivieri, è il passepartout per la candidatura di un noto imprenditore. Leggiamo il sommario. È Francesco La Raspata, la testa d'ariete a Bari del generale Vannacci, per mettere a segno il sorpasso sulla Lega prospettato dal sondaggio pubblicato dal Corriere. Figlio di Leonardo, ucciso 26 anni fa in un conflitto a fuoco fra clan, detto Terremoto per il suo carattere, La Raspata ha guidato una folta delegazione barese di militanti alla convention di Futuro Nazionale. Sarà il passepartout per la candidatura di un noto imprenditore. Poi scopriremo quale sarà questo noto imprenditore. Ad Andria, invece, poche settimane dopo l'insediamento della nuova giunta, si dimette già il primo assessore. Si tratta dell'assessore Raffaele Lo Sappio, indagato per intralcio alla giustizia, che ha rassegnato le dimissioni. Dice: dimostrerò la mia estraneità, ma non voglio mettere in difficoltà la sindaca. Nella morsa dei 40 gradi, il caldo torrido aggredisce la Puglia, allerta negli ospedali, medici a casa dei fragili, assistiti già 1000 anziani nell'area metropolitana di Bari, il piano per tutelare i bambini e i senza fissa dimora. E poi una notizia abbastanza curiosa: sì al restauro, via la foglia dai genitali. È quello che sta per accadere ad una statua dello scultore Filippo Cifariello, realizzata nel 1934 e che è collocata nell'edificio che ospita l'ex provincia di Bari. Ebbene, per ragioni di pudore, evidentemente, finora quella statua è stata parzialmente coperta proprio nell'area dei genitali con una foglia che ora, a quanto pare, nell'intervento di restauro sarà rimossa per riportare, come spiega la delegata alla tutela del patrimonio della Pinacoteca, per riportarlo appunto alla condizione originaria. Vediamo Repubblica Bari, il sito web. Diventa mamma nell'ospedale dove sorgeva la sua casa. Andammo via in lacrime, ora piango di gioia. È la storia di una donna che abitava in una casa demolita per far posto al nuovo ospedale Monopoli Fasano, e adesso ha partorito proprio nell'ospedale che sorge dove era la sua casa. A Lecce, furto nella villa della sindaca Poli Bortone, i ladri portano via gli ori, bottino ingente. E poi il dramma sulle strade pugliesi, 4 vittime. A Taranto muore un uomo, feriti la moglie e i 3 figli. L'incidente sulla statale 106 all'altezza della raffineria Eni. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Lo scontro tra una Lancia e una Ford, è morto il conducente della Lancia, sono feriti la moglie e i suoi figli. Purtroppo. Bene, adesso ancora linea a Gisberto Nicoletti in regia, poi ci ritroveremo qui in studio con la seconda parte della rassegna stampa. E sulle note di incanto d'amore apriamo la Gazzetta del Mezzogiorno, titolo d'apertura: La mala Puglia, riciclaggio, quindi interessante inchiesta della Gazzetta del Mezzogiorno. UIF Banca Italia, più 9% le operazioni sospette, troppi contanti in giro ed è allarme evasione fiscale. Anche la Gazzetta si occupa delle strade di sangue, la strage del fine settimana, altre 4 vittime, gli incidenti a Taranto, Copertino, Poggiardo e Marina di Lesina. Poi anche sulla Gazzetta il titolo sul furto nell'abitazione di Adirana Poli Bortone, ladri in azione appunto nella villa della sindaca, rubati gioielli e denaro. Giallo invece ad Aradeo, ferito ex consigliere. Andiamo adesso al quotidiano che apre con Taranto, la pagina web di Quotidiano.
Sono in arrivo gli avvisi di pagamento della Tari, chiesto l'acconto del 75%, e poi la politica, dicevamo, l'abbiamo detto in apertura di puntata, e vedremo poi le dichiarazioni dell'assessore Giorno, che sono riportate anche sul quotidiano. Il terzo assessore al PD rispecchia l'esito del voto, questo dice il vice sindaco Mattia Giorno, e poi lo ascolteremo nel corso della nostra trasmissione. Schianto sulla statale, muore il papà, feriti la moglie e i figli piccoli, appunto l'incidente che si è verificato sulla 106 all'altezza della raffineria, e diciamo che quel tratto di strada proprio davanti alla raffineria presenta probabilmente dei margini di rischio molto elevati, e forse bisognerebbe correre, anzi senza forse, bisognerà correre ai ripari per evitare altre stragi come quella che si è verificata ieri pomeriggio. Passiamo invece all'edicola, che apre con la questione territoriale. Aree interne troppo marginali e in Capitanata ora si litiga. A 30 anni dalla pubblicazione del Pensiero Meridiano, il libro del grande sociologo pugliese Francesco Cassano, si parla di sviluppo delle zone fragili, confronto acceso tra la sindaca di Volturino e il consigliere Gatta sulla legge sulla montagna. E anche sull'edicola ampio spazio agli incidenti del fine settimana, un fine settimana di sangue, appunto 4 morti sulle strade pugliesi. Adesso ancora linea a Gisberto Nicoletti in regia, e poi torneremo e apriremo la finestra sui Giochi del Mediterraneo. E dopo aver ascoltato il presidente del comitato internazionale Boussaïen, parliamo dei Giochi del Mediterraneo sempre, ascoltiamo adesso cosa ha dichiarato sabato. Era visibilmente soddisfatto, forse anche un po' emozionato, il presidente del comitato organizzatore nonché commissario straordinario Massimo Ferrarese. Mandiamo in onda il servizio, Gisberto. 2 anni di lavori, una corsa contro il tempo. Al commissario straordinario Massimo Ferrarese va riconosciuto di essere riuscito in una impresa che stava sfuggendo di mano. Il rischio che Taranto potesse perdere i Giochi del Mediterraneo era concreto. Poi la svolta con il commissariamento e l'accensione delle luci del nuovo Iacovone è stata la prova tangibile che il traguardo è ormai vicino. Dobbiamo lavorare ancora intensamente, almeno 30-35 giorni, per consegnare alla città, prima i Giochi e poi alla città, lo stadio più bello per me d'Italia, anche per una questione di affetto, ma sicuramente del Mezzogiorno d'Italia. Ora si tratta di percorrere il cosiddetto ultimo miglio. Forse non tutto sarà ultimato alla perfezione, ma quel che è certo è che il 21 agosto Taranto potrà finalmente godersi uno spettacolo mai visto da queste parti. La preoccupazione chiaramente c'è, sono opere particolari, grandi opere che noi abbiamo dovuto fare. Voi eravate al mio fianco anche 2 anni fa, ma eravate soprattutto 1 anno fa quando non c'era nulla. Qui stiamo realizzando in questo momento le fondazioni e noi oggi qui abbiamo uno stadio, quindi una sicuramente grande preoccupazione, perché qualcosa potremmo diciamo non rifinirla, ma ce la stiamo mettendo tutta. La soddisfazione è altrettanto grande, perché sono opere che così grandi e così imponenti, che dalla progettazione alle gare, alla realizzazione, praticamente ci abbiamo impiegato meno di 2 anni. Ed è davvero un piccolo miracolo questo, perché in meno di 2 anni appunto sono stati realizzati questi impianti che faranno di Taranto una delle città con diciamo il più ricco patrimonio di strutture sportive. E dobbiamo dire che, se consideriamo i tempi biblici delle opere pubbliche, qui davvero siamo di fronte ad un'opera davvero fuori dal comune. Ma adesso diamo di nuovo la linea a Gisberto Nicoletti in regia, e dopo tra qualche minuto sentiremo il collega Domenico Palmiotti per commentare appunto questa tappa di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo. Adesso linea Gisberto Nicoletti e sentiamo cosa ci propone. E continuiamo a parlare di Giochi del Mediterraneo, lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti del quotidiano. Buongiorno Domenico. Buongiorno Enzo, buongiorno agli ascoltatori e telespettatori. Allora, dicevamo nel nostro precedente spazio
considerati i tempi biblici delle opere pubbliche, qui siamo di fronte ad un miracolo, perché nell'arco di 2 anni siamo riusciti a realizzare degli impianti davvero notevoli, molto complessi, come appunto lo stadio di calcio. Sì, certo, ti dirò che sabato sera, andando allo stadio, anche io sono rimasto sorpreso. È vero che ci sono ancora tante cose da fare, manca per esempio il terreno di gioco, il manto erboso che deve essere esteso. Il 10 luglio ha detto Ferrarese, sì. Mancano lavori di finiture, mancano gli asfalti esterni, però lo stadio nelle sue linee portanti, nelle sue linee strutturali, la copertura, l'illuminazione è già evidente, ed è evidente il segno di quella ristrutturazione e riqualificazione profonda che è stata fatta. Io ricordo quando venne a Bodi più di un annetto fa, e c'era Bodi, poi in un'altra occasione venne anche Malagò, che allora era presidente del CONI, non c'era praticamente niente. Quando venne Malagò addirittura si stavano demolendo le parti dell'anello inferiore. Non è passato tantissimo tempo da allora, è passato poco più di un anno, e adesso il quadro è completamente cambiato. Ma non è solo lo stadio, anche il Pala Ricciardi, l'area del Pala Ricciardi. Ricordate cos'era il vecchio Pala Ricciardi giù allo snodo di Corso Italia verso la Salinella? Adesso lì sembra di stare in un altro posto, una struttura completamente nuova. Ma in tutta la Salinella che sta acquisendo un nuovo aspetto. Certo, quindi, ed è un passo importante, perché secondo me è il vero primo passo concreto e sostanziale di una riqualificazione, di una rigenerazione di quel quartiere, che poi ovviamente dovrà necessariamente estendersi ad altri ambiti a partire da quello sociale. Però è chiaro che la leva dello sport può essere una leva fondamentale per innescare dei processi nuovi in un'area che per tanti anni e ancora oggi è stata sinonimo di abbandono, è stata sinonimo di degrado. Così come un altro impianto importante è quello dello stadio del nuoto. Si è già riempita di acqua la prima vasca, adesso si sta riempendo la seconda. Gli impianti sono stati fatti, sono in completamento, come ha detto il commissario ci sarà da lavorare duramente nei prossimi 35 giorni, e la bellezza di questi impianti, la significatività delle opere realizzate, il fatto che Taranto sta avendo un patrimonio impiantistico sportivo che non ha mai avuto e mai avrebbe avuto, ripeto, senza questi giochi. Avrebbe avuto senza i giochi. Questo ad onta di tutti i detrattori, di tutte le critiche che ci sono. Sì, poi diciamo che questa città è bravissima a demolire anche le cose buone però che vengono realizzate. Posso dire critiche che sono veramente una esigua, l'ho detto 3 volte, minoranza, esigua minoranza, perché se andiamo a vedere i vari social sono, come dire, gli apprezzamenti per quello che è stato fatto e per l'opera del commissario sono importanti, e non sono tutti, voglio dire, clan di fedelissimi o truppe cammellate che si muovono come magari qualcuno sostiene. Diciamo che questa volta il consenso è davvero guadagnato sul campo. Il consenso è guadagnato sul campo, e tutti questi impianti ci devono far capire che bisogna darsi da fare perché questa eredità di primissimo livello impiantistico sia messa a frutto, sia messa a valore, sia utilizzata dai ragazzi e dai giovani di Taranto, dai tarantini, dagli sportivi, dagli appassionati, dalle squadre, da quanti lo vorranno, perché si è fatto tanto per realizzarli, c'è tanta... I soldi sono del governo, sì, ma c'è tanta fatica di lavoratori, di imprese, di fornitori, e quindi, come dire, è stata data alla città una grande opportunità. E c'è tanta aspettativa di sviluppo intorno a questi impianti dopo i Giochi del Mediterraneo.
Ma certo, adesso sta tutto nelle nostre mani, non è che possiamo aspettare che il governo ci dia altri soldi per farli funzionare o ci dica come devono funzionare o qualcheduno ci indichi il bando, invece di farlo A facciamolo B. Tocca a noi, no? Tocca ad un protagonismo della città, tocca ad una capacità della città, e su questo c'è da esprimere veramente, come dire, da un lato aspettativa, fiducia, speranza, ma da un lato c'è da esprimere anche preoccupazione, c'è da tenere la guardia alta, perché tante esperienze del passato non è che siano state segnate, incoraggianti, insomma. Le cose si fanno e poi purtroppo non vengono utilizzate per quello che meritano e per quello che potrebbero dare. Grazie Domenico, grazie per il tuo contributo, grazie Domenico Palmiotti, e adesso linea a Gisberto Nicoletti in regia. E con queste dolcissime note di Eros Ramazzotti torniamo in studio e completiamo il nostro viaggio sui Giochi del Mediterraneo con ancora con un servizio, quello che abbiamo realizzato sabato sera allo Stadio Iacovone nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'impianto di illuminazione e l'impianto audio, con le dichiarazioni del vice sindaco Mattia Giorno e del direttore generale, soprattutto Molfetta, a proposito di quello che sarà dopo, appunto, ne parlavamo prima con il collega Domenico Palmiotti. Sentiamo le dichiarazioni di Molfetta e Giorno. Gli impianti quasi pronti, i giochi oramai ad un passo, ma il nodo più grosso da sciogliere sarà poi quello della gestione di queste infrastrutture che faranno di Taranto una delle città più ricche di impianti sportivi nel Mezzogiorno. Il direttore generale Carlo Molfetta ha già le idee chiare su cosa fare non appena sui giochi calerà il sipario. Dal 4 settembre cercherò di mettermi a tavolino con il comune, cercando di supportarlo in tutti i modi per dialogare con tutte le federazioni sportive per cercare un'ottima gestione di tutte quelle che sono le strutture, perché chiaramente il know-how che hanno le federazioni è indiscusso. Ora però la città deve presentarsi nel migliore dei modi a questo appuntamento e ogni cittadino è chiamato a fare la sua parte, come afferma il vice sindaco Mattia Giorno. La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. È ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale. Faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo. Bene, chiudiamo la parentesi sui Giochi del Mediterraneo e adesso, come ogni lunedì, le gocce di memoria con Giovanni Guarino. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Enzo, buongiorno a tutte e a tutti. Quale goccia di memoria ci consegni stamattina? Oggi è un giorno particolare, no? Perché? Oggi è San Pietro e Paolo. A parte che è forte a stelle come giornata, quindi bisogna fare attenzione. Così ci dicevano i genitori, era una di quelle giornate segnate, no? Sì. Ma soprattutto si chiude il ciclo dei riti divinatori che sono partiti a San Giovanni e che accompagnavano il solstizio d'estate. E per San Pietro c'era proprio un rito, le ragazze si mettevano al balcone e la gente passava da sotto e avevano in mano delle pietre. E quando vedevano qualcuno che poteva interessarli tiravano sta pietra e dicevano per San Pietro e per San Paolo venga a pietra ci sta passando. E che succedeva? E se colpiva quella persona, quello era il mestiere destinato a lei come marito, insomma. Suo marito sarebbe se era un militare, se era un pescatore, e faceva parte di una delle tante tradizioni di questo periodo che ormai si è perso, è diventato pure questo una specie di moda. Quindi si affidava il proprio destino coniugale ad una pietra lanciata nel nome di San Pietro e Paolo. Assolutamente, perché si credeva che San Pietro e Paolo potessero
proteggere questa cosa qui, per cui se era quello sbagliato non lo colpivano, hai capito? Cioè, Sì. C'era questa grande capacità di credere a queste cose, per fortuna. Allora, adesso voglio dire, le pedre l'avessimo manate diversamente, però è tutto un altro discorso. È tutto molto più secolarizzato, insomma, si è perso un po' il fascino di questi riti un po' magici, se vogliamo. Esatto, per le parole chiudiamo il ciclo iniziato la settimana scorsa. Si dedica Pescrid, secondo te che cos'è? Dopodomani. No, L'altro ancora. è Pescri dopodomani. Quindi è il giorno dopo dopodomani. Esatto. E se dedicano sterz? No, qua mi arrendo. Avantieri. Quindi non sterz, ieri, oggi, domani, Pescri e Pescrid. Avevano una settimana a disposizione, noi abbiamo le agende, capito? Andiamo a vedere. Giovanni, ma al di là delle agende, è proprio questo patrimonio lessicale che ormai è andato smarrito. Ma questo è un problema serio, Enzo, perché voglio dire, sembra una battaglia persa, ma io e qualche altro non ci arrendiamo, perché si sta trasformando in un pessimo slang il nostro dialetto che... Vabbè, a parte che viene usato quando la fabbrica di qualche cosa che stai degenerando, no? Allora parli tarantine. Quando bisogna far vedere i muscoli. Sì, infatti, i muscoli sociali. Però è uno slang di cacca, ma proprio slang. Molto italianizzato, molto storpiato. Mamma mia. E poi così due piccoli proverbi. Sentiamo. Il primo è le uova da pignata le sepa a cucchiare. I guai della pentola li conosce il cucchiaio. Esatto, perché sta dentro e Gigita rovistando sconosce le riparazioni che avrà fatto un rovagnone e tutto il resto, insomma. Vabbè, quindi questo è uno. L'altro? E praticamente è che spesso si fanno affermazioni o altro senza sapere come realmente stanno i fatti, oppure quando si vuole camuffare qualcosa e dice sì, non vuoi dare la pignata le sepa a cucchiare, insomma. Sì. Che è un po' come senso, forse a Madonna Sapre ci porta le ricchine, no? Forse diciamo, quello è un po' più legato a questo tipo di al sapere delle cose. Questo invece no, è proprio o lo potevi dire o nel senso che se ne sei tu lo vuoi dare la pignata se va a cucchiare, oppure non da dentro a qui che lo vuoi dare la pignata, no? E l'altro invece proverbio è sta sposata maraglietta e sta picchiata a maraglietta, e le figlie che non nascono ma allora l'hanno chiamato. Traduci. Si è sposato male a lui, si è presa male a lei, cioè e i figli che nasceranno male a loro li chiameranno. C'è una situazione nella quale può sembrare addirittura impossibile che quella cosa si faccia, oppure quando c'è un problema, si è creato un problema e si dice si è sposato a Maraglietta e sta picchiata a Maraglietta, le figlie, è il destino, insomma. Il destino dal quale non si riesce a liberarsi, insomma, sostanzialmente è questo. Un po' come avviene a Taranto ormai da 25 anni. Grazie Giovanni Guarino. De Maragliette, le figlie ovviamente che nascono, ma allora se ne chiamare, lo vediamo tutti i giorni. Grazie Giovanni Guarino, alla prossima settimana allora con le altre gocce di memoria. Buona giornata Giovanni. Ciao, saluto a tutti e a tutte. Grazie Giovanni. E adesso ancora passiamo la palla al nostro grande Gisberto Nicoletti. E adesso ritorniamo all'altro evento che c'è stato sabato sera in città, il corteo dello Human Pride. Vediamo e ascoltiamo il servizio e poi ci collegheremo con il consigliere comunale Luca Contrario che vi ha partecipato. Sentiremo un po' le sue sensazioni, i suoi commenti su questa manifestazione che ha visto anche la partecipazione di Vladimir Luxuria. Gisberto Nicoletti, il servizio.
E anche quest'anno le strade di Taranto sono tornate a popolarsi di voci, colori e istanze civili irrinunciabili. Sabato pomeriggio l'Arsenale è diventato il cuore pulsante dello Human Pride Taranto 2026, nato nel 2024 dall'unione di attiviste e attivisti della provincia ionica. Il collettivo ha chiamato a raccolta la cittadinanza per una giornata corale di impegno, perché, come spiegano gli organizzatori, la lotta per i diritti non è un punto di arrivo ma un percorso intersezionale che dura 365 giorni l'anno. Un manifesto politico forte che unisce le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, un appello globale di giustizia e pace. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata in primo luogo alla memoria di Bakary Sako, giovane maliano brutalmente ucciso sul territorio, vittima dei pregiudizi e della carenza di presidi sociali, ma anche alle vittime del genocidio a Gaza, chiarendo a gran voce, come ha detto Miki Formisano, portavoce e rappresentante dell'Human Pride, un immediato cessate il fuoco. Stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani. Inizieremo a lavorare nuovamente perché Human Pride non si ferma oggi, ma oggi finisce il ciclo del 2026, inizieremo il ciclo del 2027, portando buone pratiche, amore, pace e uguaglianza. Nessun privilegio richiesto, ha detto Mary Fontanella, solo parità di trattamenti e una ferma condanna verso ogni matrice d'odio, dall'omotransfobia all'abilismo fino al patriarcato e alla storica emergenza ambientale e sanitaria che colpisce la stessa città di Taranto. E siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze. Madrina d'eccezione dell'evento, a guidare e animare il corteo festoso è stata Vladimir Luxuria. Dal carro principale espresso parole durissime contro le violenze familiari legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rivendicando i pieni diritti per le famiglie arcobaleno e monogenitoriali. Perché essere genitore vuol dire proteggere il proprio figlio e la propria figlia. Essere genitore vuol dire dare un porto sicuro, un rifugio ai propri figli, soprattutto quando dichiarano il proprio orientamento sessuale diverso, la propria identità di genere. In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo, e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è, nel 2026 è uno scandalo. E ha ragione Luxuria, cioè ammazzare un proprio figlio e la propria moglie perché non si accetta che il proprio figlio abbia un orientamento sessuale diverso dai canoni, insomma, è davvero qualcosa di disumano. Ne parliamo con il consigliere comunale Luca Contrario, che dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno consigliere. Consigliere, ci sente? Non sento però lo studio, sento solo lì. Benissimo, mi senti? Io a lei sì, perfetto, sento. Ok, allora, consigliere Contrario, dicevamo, l'omofobia a volte si annida proprio all'interno del contesto familiare. Volevo chiederle, consigliere, ma la manifestazione di sabato, che tipo di riscontro ha avuto in città? Al di là della partecipazione dei militanti, la città come ha risposto? C'è stata una partecipazione della cittadinanza al di fuori della schiera dei militanti? Allora, ti rispondo in due maniere differenti. La prima, sì, diciamo, la città ha partecipato, oltre ai numeri della manifestazione che è stata, diciamo, numerosa, un corteo molto lungo, colorato, allegro, pieno di contenuti, ma anche, diciamo, di leggerezza. Sì, la città chiaramente ha partecipato, anche il consiglio comunale era rappresentato, l'amministrazione comunale non solo ha patrocinato l'evento, ma era presente anche attraverso lo stesso sindaco Piero Bitetti, che ha salutato il corteo in una fase iniziale della manifestazione.
Quindi direi sì, diciamo, la città ha partecipato, durante il corteo non ci sono stati motivi di tensione, anzi tantissime persone dai balconi o tra coloro che passeggiavano salutavano in maniera festosa il corteo, riconoscevano Vladimir Luxoria, che oltre a essere un attivista di lungo corso è anche un personaggio noto, diciamo popolare. Quindi sì, un clima che in strada, in città abbiamo trovato bello, sereno e diciamo entusiasta, a differenza invece purtroppo di quello che è emerso sui social. Sui social invece la risposta non solo della città, perché non sempre i profili erano di cittadini di Taranto, ma invece sui social dovunque, sia sui post miei personali, sia su quelli ufficiali dello Human Pride, sia su quelli di altre pagine di associazioni, ma soprattutto quelle di giornali online, riviste online, i commenti e l'odio che è stato scaricato è impressionante ed importante. Ma i social ci hanno abituato a questo su qualsiasi tema, su qualsiasi argomento, purtroppo. Sull'aspetto invece del disprezzo che a volte viene manifestato per chi ha orientamenti sessuali, diciamo non canonici, definiamoli così, io più che di odio, io credo che si tratti, e mi piacerebbe conoscere la tua opinione, si tratti della difficoltà culturale di accettare la complessità, e la diversità sessuale è una componente della complessità della nostra società, quindi non avere gli strumenti culturali per comprendere la complessità porta poi a certi commenti o a certi atteggiamenti. Cosa ne pensa, consigliere? No, ti ringrazio di questa sollecitazione, perché mi permetti di introdurre un elemento che io trovo grave. Se abbiamo bisogno di una comunità che si interroghi sulla complessità e che riconosca le differenze e le accetti chiaramente, e per quello sarebbe fondamentale partire dal luogo principale, a parte la famiglia, di educazione e crescita culturale, che è la scuola. E infatti trovo folle che il ministro Valditara e comunque che questo governo abbia di fatto negato la possibilità di educazione affettiva, di educazione sessuale nelle scuole, se non dopo il consenso esplicito da parte della famiglia. È evidente che proprio quei ragazzi che vivono in contesti familiari magari chiusi o poco pronti ad accettare le differenze e la diversità saranno, e quindi quei ragazzi che a maggior ragione hanno bisogno di trovare nella scuola un luogo di ascolto, di confronto e di crescita, saranno molto penalizzati, e sarà uno dei tanti motivi per cui poi da adulti si fa fatica a fermo restando che all'interno della scuola poi debbono essere figure altamente qualificate per diciamo diffondere la cultura dell'accettazione della diversità, soprattutto sotto il profilo sessuale, perché insomma diciamo la verità, non tutti gli insegnanti hanno la capacità, non tutti i docenti hanno la capacità di poter diciamo insegnare questo tipo di argomentazioni, che sono soprattutto di natura culturale. Quindi occorrono davvero profili molto qualificati. Assolutamente, essendo argomenti diciamo sensibili, è chiaro che va fatto attraverso professionisti e gente competente, ma questo vale per qualsiasi cosa in tutti gli ambiti, in maggior ragione nella scuola, che è il luogo appunto principe in cui si formano le coscienze e la cultura dell'individuo. Grazie consigliere Contrario, e adesso grazie quindi per questo suo contributo. Linea ancora a Gisberto Nicoletti in regia, poi grazie, poi di nuovo in studio per parlare delle situazioni che stanno agitando la maggioranza all'interno del comune di Taranto. Il ritmo della notte ci serve un po' oggi per svegliarci questa mattina, Gisberto. E allora, vi dicevamo in apertura di trasmissione delle agitazioni che attraversano la maggioranza al comune di Taranto, perché da qualche giorno si è sparsa la voce delle possibili dimissioni dell'assessora al patrimonio Federica Stamerra. E questo comporterebbe poi una serie di effetti a catena, perché
Federica Stamerra è in giunta su indicazione del consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio, eletto nel PD e poi passato ad Azione. Questo significa che il Partito Democratico ha perso un rappresentante all'interno della sua giunta, quindi Federica Stamerra, che da essere in quota comunque ad un consigliere del PD, ora è in quota ad un consigliere di Azione. Quindi le possibili dimissioni, che al momento, ribadiamo, non ci sono state, però se ne parla da qualche giorno, aprirebbero lo scenario alla rivendicazione del PD di avere per sé il terzo assessorato. Ne abbiamo parlato proprio sabato sera con il vice sindaco Mattia Giorno, che è un esponente del PD, è in giunta, in quota al Partito Democratico, e ne abbiamo parlato in occasione della illuminazione, dell'accensione del nuovo impianto di illuminazione allo stadio. Sentiamo cosa ha dichiarato. Le dimissioni non ci sono state, almeno per il momento. La posizione dell'assessora al patrimonio Federica Stamerra resta però in bilico. Il posto che lascerebbe vacante aprirebbe nuovi scenari a Palazzo di Città. Ecco cosa ha dichiarato il vice sindaco Mattia Giorno a margine della cerimonia di accensione dell'impianto di illuminazione allo stadio Iacovone. Allo stato attuale non ci sono dimissioni di nessun assessore. Io non ho notizie sul fatto che queste possano essere imminenti, però ovviamente vediamo cosa accade nei prossimi giorni, ma è importante chiarire che l'assessora Stamerra non si è dimessa. Eventualmente il sindaco farà le sue valutazioni con la maggioranza per vedere se assegnare in maniera rapida la casella mancante, il nuovo assessorato, oppure decidere anche di temporeggiare rispetto al fatto che siamo a meno di 2 mesi dai Giochi del Mediterraneo e siamo tutti abbastanza concentrati sul voler portare a casa il risultato di riuscire con questa grande manifestazione. Non è un mistero che il Partito Democratico sia pronto a rivendicare il terzo assessorato, come ha ribadito lo stesso vice sindaco. Non è un mistero, il Partito Democratico non chiede un nuovo assessore, chiede di ritornare a quello che è lo schema che è venuto fuori dalle elezioni, in cui il Partito Democratico, che aveva raggiunto quasi la metà dei consensi della coalizione, dovesse avere 3 assessori. Il fatto che uno sia andata via strada facendo non implica che il Partito Democratico non debba avere il riconoscimento per poter lavorare per la città rispetto a quello che è il consenso che i cittadini gli hanno dato nelle urne. E da tempo il Partito Democratico sottolinea la necessità che la giunta comunale si doti di un assessore alla cultura che manca dal governo cittadino e quindi non è da escludere che il terzo assessorato al PD sia proprio quello alla cultura, ammesso che si arrivi a questa nuova configurazione. Il vice sindaco apriva la strada ad un'altra ipotesi, bocce ferme fino a settembre, quindi si aspetterà forse che vengano celebrati, svolti i Giochi del Mediterraneo, poi magari dal 4 settembre potrebbe rivedersi l'assetto della giunta, e che potrebbe comportare anche una rivisitazione dei posti di governo all'interno delle società municipalizzate, ma vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Intanto ci salutiamo qui, chiudiamo qui questa puntata di Buongiorno Taranto, prima puntata della settimana, ed ora ringraziamo Gisberto Nicoletti dalla regia, a lui la linea. Grazie a tutti per l'attenzione.